Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentare la 12ª giornata del campionato Juniores Under 19 girone B di Palermo che vede affrontarsi Athletic Club Palermo e Parmonval. Un derby cittadino molto importante con una grande cornice di pubblico presente qui al campo del Calcio Sicilia per assistere a questo importantissimo scontro tra due formazioni che per questo campionato hanno veramente dato tanto spettacolo. Tanto vediamo già i padroni di casa pronti in campo, già schierati. La formazione è la solita con in porta Di Martino, vediamo sulla destra Alessio Lanza, sulla sinistra La Rosa, centrali Fiore e Martino, che ormai è una coppia più che assodata in questo campionato. A centrocampo pesa tanto l'assenza chiaramente di Arcoleo, fermato nell'ultimo turno a causa di una squalifica. Al suo posto gioca però Corsino, che si è sempre fatto trovare pronto per intervenire sia dalla panchina che chiaramente partendo dal primo. Poi lì davanti i 4 sono gli stessi della scorsa partita contro il San Giorgio Piana, perché vediamo sempre Clemente come seconda punta. Tra l'altro invece sugli esterni troviamo D'Amico e Alessi, e lì davanti il solito Caruso che si è fatto trovare prontissimo nella scorsa partita contro il San Giorgio Piana per trovare il gol del finale 3-1. Nel frattempo all'inizio di gara è arrivato adesso il signor Daniele Mancuso. Due formazioni sono qui pronte sotto nostra postazione per fare il loro ingresso in campo. Poi 90 minuti di gioco, ricordiamo, separano queste due formazioni dal triplice fischio e dal risultato. Una classifica che adesso noi vi andremo a mostrare, perché vale veramente la pena specificare tutti i dati statistici partendo proprio dalla classifica, in quanto al momento al primo posto c'è il San Giorgio Piana, quota 28 in classifica. Poi abbiamo la Parmonval quota 27 e l'Athletic Club Palermo quota 26. Insomma, già specificare che oggi si affrontano due squadre come Athletic Club Palermo e Parmonval, quota rispettivamente, ripetiamo, 26 e 27, già fa capire l'importanza di questo match. Due formazioni che si stanno veramente giocando di tutto in questa partita, non soltanto i 3 punti in palio, perché permettetemi di dire, non sono soltanto 3 punti in palio, forse sono 6, perché chiaramente quando si parla di scontri diretti c'è sempre la famosa frase della partita che vale doppio dei 6 punti, e oggi credo che sia una di queste. Nella scorsa partita Athletic Club Palermo ne ha ottenuti proprio 3 contro il San Giorgio Piana, prima in classifica, fermandola e confermandola questo campo sia veramente una fortezza, perché sono state 5 le partite giocate qui al Calcio Sicilia e 5 le vittorie. Insomma, i dati statistici sono dalla parte chiaramente dell'Athletic Club Palermo, che sta facendo un campionato da urlo. Nel frattempo le due squadre sono già schierate a centrocampo. Vediamo infatti i due capitani, da una parte è Clemente con la 10, dall'altra sempre con la 10 Aprile, che è uno dei giocatori più interessanti di questa formazione. Flavio Aprile, maglia numero 10 sulle spalle, fascia da capitano al braccio, così come Mattia Clemente. Intanto gli applausi. Nel frattempo vi mostriamo come sempre il nostro scoreboard e poi vi ricordiamo che il cronometro partirà invece dall'istante in cui ci sarà il primo pallone toccato. Vediamo chi inizierà, se l'Atletico o la Parmonval. Vediamo anche chi attaccherà da destra a sinistra o viceversa. Insomma, stiamo soltanto attendendo che il signor Mancuso possa far iniziare questo match. 90 minuti di fuoco probabilmente, ma ne siamo sicuri che saranno così, che poi ci accompagneranno verso il triplice fischio e il risultato finale. Noi dunque stiamo iniziando con i primi dati statistici, ma continuiamo e li portiamo anche al termine, perché nella gara di andata la partita è terminata con il risultato di 1-1. Eravamo veramente nelle fasi embrionali di questo campionato. Un pareggio nelle ultime battute con Martino che ha risposto al gol di Labate, volato invece adesso con la maglia del San Giorgio Piana. Tanto qui tutta la formazione di casa che si carica con i propri compagni. E dunque, diciamo, la gara di andata, il pareggio di Martino con una conclusione da fuori dopo un'azione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Insomma, una partita anche lì molto bella, ma non era forse l'Athletic che conosciamo adesso, una squadra che è cresciuta veramente tanto, soprattutto dal punto di vista offensivo. E proprio dal punto di vista offensivo noi partiamo con le nostre statistiche, perché sono 45 i gol realizzati al momento, che li certificano come il miglior attacco di questo campionato. Dall'altra parte invece la Parmonval ne ha trovati 37, ma è il secondo miglior attacco. Però il dato più importante della Parmonval è sicuramente quello difensivo, in quanto ha subito soltanto 6 gol in questo campionato contro i 17 dell'Athletic. In questo caso è migliore difesa contro la terza migliore difesa in mezzo, cioè neanche a dirlo, il San Giorgio Piano. Nel frattempo
sul punto di battuta vediamo Caruso, dunque il primo stesso palla sarà per l'Athletic Club Palermo, che attaccherà dunque da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. Arriva anche la carica da parte del pubblico di casa, inizia anche il match con il primo tocco e il primo rilancio da parte di Martino a cercare i compagni, viene subito fermato, poi Aprile appoggia sui compagni con Molinini che prova questo pallone sul compagno, poi subito la scivolata di La Rosa, alla meglio Molinini, ed è subito fallo anche da parte del 3, gioco che si ferma immediatamente e sarà quindi calcio di punizione. Salgono un po' tutti quelli della Parmoval, che probabilmente avranno visto il match dell'Athletic, saranno probabilmente recuperati in settimana la gara contro il San Giorgio Piana, vincendo quindi contro la capolista Athletic Club, che aveva attaccato fin dai primi momenti della gara. Infatti ha vinto anche meritatamente, sotto di 3-1, ricordiamo, con le reti di Alessi, Caruso. Tanto cross in mezzo, cercare la testa di Doncor, viene fermato però da Martino, e poi a completare il gol di Clemente su calcio di rigore, il gol del momentaneo 2-0. Molinini cerca subito i compagni, trova Doncor a centrocampo, buono qui l'aggancio, vince il rimpallo, Doncor imbucata, poi lanza, sempre molto attento Clemente di prima, D'Amico cerca sulla velocità e ottiene lo scatto di Caruso, che fa sempre questo tipo di movimenti, poi viene chiuso ottimamente da parte di Marino, che si è sostituito al proprio compagno. Dovrebbero, sto cercando di capire qual è l'andamento e lo schema, il modulo anzi, della Parmonval, perché dovrebbe essere una difesa a 3, ma adesso vediamo anche conferma di questa scelta. Intanto sarà calcio d'angolo per la Parmonval con il solito Clemente che andrà a battere in testa. Ricordiamo l'importanza di due calciatori come Fiore e Martino, che si sono già fatti vedere e fatti trovare sicuramente pronti in diverse occasioni in questo campionato. Proprio Martino infatti ha timbrato il gol del pari nella gara di andata, cross in mezzo di Clemente, non dei migliori questa volta, il traversone da parte del capitano numero 10 della formazione in maglia bianca, e dunque si riparte con questa rimessa dal fondo con Minini che torna dietro. Doncor si complica un po' la vita, riesce comunque a passare bene, poi lo insegue Corsino, palla sulla profondità, cercare l'inserimento dei compagni, c'è dentro l'area di gol, tanto calcio in porta e subito prima occasione per la Parmonval, che non vuole lasciare veramente nulla al caso, visto la conclusione da parte di Candela. È stato ben servito dal compagno, palla in profondità di Doncor, molto interessante. Candela ha cercato questa conclusione ad incrociare, Di Martino era comunque in direzione della sfera, l'ha anche toccata probabilmente perché non dovrebbe esserci stata una direzione da parte della difesa, e quindi calcio d'angolo. Sono un po' tutti dentro la di rigore, cross in mezzo profondo, di testa stacca Aprile, scontro con Martino che rimane anche giù, adesso si è rialzato, poi braccio con il suo avversario, dunque rimessa dal fondo per l'Athletic, però ha iniziato meglio la Parmoval in questi primi 3 minuti. Non è l'Athletic visto contro il San Giorgio Piana, ma chiaramente è iniziata veramente da pochissimo, soltanto 180 secondi di gioco, c'è ancora tutto il tempo per poter impostare la gara. Sicuramente vediamo una pressione molto alta da parte della Parmonval. Intanto vi confermiamo che dovrebbe essere una difesa a 3 con l'aspetto difensivo che invece diventa chiaramente a 5 nella fase di ripiegamento. Caruso sbraccia forse un po' troppo, poi Groppuso si appoggia dietro da Minini, c'è Marino vicino a lui, scende Doncor, anche Cernigliaro, ma viene servito ancora Groppuso, palla con l'esterno ad aprire bene sul compagno, poi chiuso da Lanza, aveva provato ad anticiparlo in questo caso Lopez, poi la Lizza dice al compagno di scaricare velocemente, Molinini appoggia dalle parti di Marino che alza la testa, poi alza anche il pallone, viene chiuso però da D'Amico che fa un ottimo ripiegamento difensivo aiutando Lanza. Anzi no, era Alessi con la maglia numero 7. Scorsa partita al contrario, D'Amico con la 7 e invece Alessi con la maglia numero 7, con la numero 11 chiaramente. Quest'oggi invece il contrario, chissà, magari porterà bene a questi calciatori. Intanto calcio di punizione con Martino che probabilmente andrà anche lungo. Fa infatti questa soluzione a cercare D'Amico, l'aggancia molto bene qui con tanta tecnica. Viola apre di prima dalle parti di La Rosa che cerca subito il traversone, poi allontana Groppuso con Doncor che
viene fatto partire sulla velocità, poi si ferma sterzata, Viola commette fallo di ripartenza, nessun cartellino chiaramente, una partita iniziata veramente da pochissimo, 5 minuti di gioco, io ho già visto diverse cose, anche un'azione da gol. Sarà dunque calcio di punizione per la Parmonval. Sul punto in battuta vediamo Marino, poi accorcia Doncor, ma lui cambia tutto dalle parti di Larizza, che ha anche tutto il tempo per poter controllare. Rilancio lungo, c'è lo scatto di Lopez, la controlla, poi traversone in mezzo, non arriva da altre parti Molinini che stava tagliando, anzi lui era rimasto a rimorchio in realtà, a tagliare verso il primo era Candela, che ha già sfiorato un gol. Poi c'è stata anche una deviazione, dunque rimessa con le mani, Aprile va incontro, poi la tocca invece Candela, allontana invece il pallone D'Amico, Caruso la controlla molto bene, adesso allarga Lanza, le finte, torna indietro Lanza, adesso Martino, pressione molto alta da parte di Candela, infatti si torna dietro da Di Martino che ha tutto lo spazio per poter controllare il pallone anche senza dover velocizzare per forza, infatti Martino centralmente, Corsino, aggancio perfetto, poi Clemente allarga benissimo sul Lanza, adesso riparte l'Athletic che cerca di trovare le proprie giocate, Corsino allarga per Alessi che cerca questo tocco a sorpassare anche il difensore con il velo ma non ne riesce, poi di prima pallone su Candela, scivolata di Fiore, perfetto l'intervento, poi l'ultimo tocco e anche dell'attaccante della Parma, ma non si riesce comunque a continuare, poi palla in mezzo, Alessi, ottimo ripiegamento difensivo, la scivolata invece da parte di Cernigliaro, abbiamo visto qui un ottimo intervento di Fiore, poi il ripiegamento difensivo di Alessi, che comunque è vivo. Corsino, finta su Cernigliaro, poi Alessi la tiene in campo anche molto bene che trovando la Rosa dall'altra parte, buono qui il suo aggancio, la Rosa avanza, trova D'Amico che guarda i compagni in mezzo, poi trova soprattutto Marino, anzi Groppuso che allontana, poi Cernigliaro, Doncor, palla che rimane lì, Alessi, Doncor sfrutta il fisico 2 volte, poi il rimpallo non lo favorisce, sempre Alessi, vuole rientrare, poi lo chiude molto bene, in questo caso Lopez, che non vuole concedere nemmeno il rimessa laterale, poi lo fa anche con un piccolo dribbling in mezzo. Sarà dunque rimessa laterale a zona offensiva. Pallone ancora in mezzo, palla che passa, poi lotta D'Amico e poi conclusione di Corsino, che non è per nulla in porta, ma si fa vedere anche l'Atletico. Fa vedere quindi anche l'Athletic con questa conclusione di Corsino, non calciata bene, però è presente la squadra di casa che adesso sta cercando di alzare un po' il ritmo, poi fallo da parte di Corsino, molto bravo qui Molinini a guadagnarsi o farli risalire anche la squadra, anche capire forse un momento di difficoltà, perché dopo i primi 5 minuti a tinte nere della Parmonval, adesso è un po' l'Athletic che sta cercando di impastire per il gioco. Marino, rilancio in avanti per i compagni, poi cerca di controllare la Caronia, ci pensa poi la Rosa ad allontanare con l'aiuto di Fiore e dunque rimessa laterale sempre per la Parmonval con lo stesso Caronia che batte rapidamente dalle parti di Candela, però c'è un cambio nella rimessa e dunque possesso palla per l'Athletic Club, invece no, perché è stata semplicemente da ribattere, dunque nessun cambio. Candela, la Rosa, buona qui la sua chiusura, poi prende un avversario in pieno, Doncor avanza, scivolata di Viola, qui molto deciso Pietro Viola, poi Doncor l'ha praticamente sfondato nel tentativo di rimanere in piedi, adesso tutto ok per il numero 8 che recupera l'ennesimo pallone, Doncor, poi Clemente fa valere il fisico contro il numero 8 e poi allarga dalle parti di Lanza che può arrivarci e forse in ritardo, infatti tiene il pallone lontano ma chiaramente era già uscito. Intanto sul punto di battuta vediamo Lopez, cerca l'inserimento dei compagni, vuole la torre da parte di Candela, anticipato, Aprile mette giù, conclusione tentata improvvisa da parte di Molinini, che termina fuori le braccia di chiaramente di Di Martino senza nessun particolare acuto. Lanza intanto
Poi Alessi subisce forse un fallo, infatti il direttore di gara, il signor Mancuso, decide di sanzionarlo, quindi calcio di punizione. Lanza lascia il pallone come sempre a Martino, poi Candela a dare un po' di fastidio. Da propriamente lungo qui Martino, sappiamo le sue grandi sventagliate, infatti fa proprio questa soluzione a cercare la sponda di testa di petto tentata da Caruso, poi Clemente sbaglia il tocco, si complica un po' la vita la Parmo, ma con Lopez che allontana, adesso lanza in duello con Candela, la meglio lo stesso difensore, poi torna dietro Corsino, Martino e adesso Di Martino. Si ritorna ancora da Martino, accorcia la posizione e lanza, non viene servito, si va direttamente dalle parti di Caruso, l'anticipo sbagliato dalla difesa, poi Clemente allarga, non era una brutta idea quella di Mattia Clemente, però va a fare forse una scelta diversa in questo caso, con Alessi che poteva forse scattare un po' prima sull'out di destra e quindi dare una soluzione in più al compagno. Sarà quindi rimessa laterale con la Rosa che va lunghissimo, allontana invece la Rizza. Poi allunga Marino, di testa Martino invece, palla che viene alzata, Fiore sbaglia qui il tempismo, viene saltato diretto dal suo diretto avversario, poi lotta ancora Fiore contro Molinini e Fiore invece mette una pezza, l'ennesima e poi Corsino, benissimo, e poi scivolata invece da parte di Caroniesi, continua, tutto ok, Aprile, poi si allunga troppo la palla, nel frattempo è rimasto giù qui Corsino, direttore di gara dice che ha preso il pallone, questa è la sua decisione. Dopo 11 minuti il risultato è ancora di 0-0, ma abbiamo già avuto qualche occasione da gol. La più importante, ricordiamo, quella capitata tra i piedi di Candela dopo 11 minuti di gioco. Dunque, questa è l'azione più importante. Poi Corsino, ancora intervento irregolare. Questa volta da parte di Molinini. Sarà quindi calcio di punizione con Fiore, Martino. Cerca i compagni, va a lungo come sempre dalle parti di D'Amico, aggancio perfetto, poi calcio in porta! E per poco non trova un super gol D'Amico, ma che giocata ancora dell'Athletic Club Palermo, lancio perfetto di Martino e conclusione ad incrociare, che termina fuori. Ha avuto veramente l'occasione per rispondere a Candela e questa sicuramente va proprio nelle occasioni più importanti del match. Piano piano, Mattia, non lo mollare Mattia, non lo mollare. Marino, sempre tanto spazio per lui. Calma solo, muovila. Poi Fiore, Martino, c'è l'argolanza anche la Rosa. Muovila. Martino decide di tenere il pallone tra i piedi, adesso Fiore. La Rosa esce sulla pressione Aprile. Lui cerca di allontanare la sfera, lo tocca poi tra i piedi. Dunque sarà rimessa con le mani, minuto 13 di gioco, gara molto vivace, due grandi occasioni, da una parte Candela, dall'altra invece D'Amico, rispettivamente numeri 11 e 11 in questo caso, dunque stesso numero di maglia. Tanto allontana invece senza badare allo stile Groppuso, anzi no, la Rizza. Sarà quindi rimessa laterale con la Rosa sul punto di battuta, c'è dietro Fiore, ma lui guarda avanti, accorcia Viola, ma cerca addirittura la testa di Caruso, viene anticipato, allontana Cernigliaro, poi la tocca Candela. Martino è molto tranquillo, infatti allarga dalle parti di Lanza che può cercare una soluzione offensiva, le finte con il tacco, rientra benissimo, poi Corsino, Clemente, sbaglia forse il tocco ma si continua e poi il piede di Molinini dare fastidio a Lanza che batte la rimessa laterale, salta Clemente, ancora Lanza, buon il controllo, cerca un compagno, trova soltanto Alessi di prima, molto bene, poi Corsino fermato in scivolata da Cernigliaro 2 volte, poi Lanza cerca di mettere una pezza ma non riesce, Fiore sul pallone, allarga per la Rosa, c'è lo spazio per poter attaccare per il terzino, sempre molto offensivo nelle sue giocate, poi trova Caruso, l'anticipo poi da parte di Groppuso, buono quel suo contrasto, non sta trovando tanti palloni Caruso dopo 14 minuti di gioco, ma anche merito della difesa. La Rizza
va lungo, il controllo di Molinini, lo insegue Corsino, l'appoggio per Lopez, le finte, si appoggia centralmente, adesso c'è spazio per Candela, palla ancora di ritorno, poi chiude invece dall'altra parte Fiore, ha preso un po' la posizione di Martino, andando a intervenire, spazzando la sfera, dunque sarà rimessa laterale. Vediamo Lopez con le mani cercare e ottenere il tocco di Cernigliaro, sempre Lopez trova ancora Candela, poi Doncor viene invitato al tiro dei compagni, invece allarga dalle parti di Caronia, buono qui l'aggancio alle spalle di D'Amico, trova però la direzione di quest'ultimo e quindi calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo per la Parmonval che si affaccia nuovamente in zona offensiva. Cross dentro, cercare aprire di testa che salta, buca però l'intervento, poi Martino, ma soprattutto Corsino in velocità, ottimo il suo disimpegno per Alessi che fa un grande lavoro col tacco magia di Alessi, Corsino la controlla, palla ancora in mezzo, Groppuso mette tutti d'accordo e poi si appoggia dietro dalle parti del portiere, qui grande controllo di Alessi però. Poi sentite le urla da parte del tecnico Aldo Bellingardo che chiedeva a Cernigliaro di accorciare la sua posizione nel tentativo di dare ovviamente maggiori appoggi. Non è contento della gara del numero 7 che è uno dei giocatori più interessanti, però lo conosciamo. Tanto palla in profondità per Caruso, le tocca l'intento del portiere e poi esce ancora senza troppi problemi Monini. Qui Doncor rischia tanto, fa una grande giocata su Clemente, poi Lopez, buono il controllo, sempre Lopez, il gancio non è dei migliori da parte di Molinini, ma riesce comunque a passare il pallone. Candela col tacco si gira, poi grande lavoro da parte di Martino che serve Corsino e adesso Alessi va verso il centro del campo, buona qui la giocata, ne porta a spasso 3 ma poi sbaglia, Aprile, chiama il pallone, poi calcia e poi il palo addirittura. Ma che giocata di Aprile qui! Che giocata! Sembrava quasi potesse essere entrato questo pallone con questo jolly da fuori. Si salva Di Martino, ma si salva soprattutto l'Athletic Club Palermo che ha rischiato tanto con questa conclusione tentata dalle lunghe distanze di Aprile che per poco non sblocca il risultato. Martino, poi Larizza alza Campanile di testa Lanza senza troppi problemi, poi Alessi cerca di infastidire Larizza, lo pressa Alessi, fa un grandissimo lavoro ancora e poi Groppuso ottiene anche l'ultimo tocco con mister Bellingardo che si arrabbia tanto con i suoi giocatori. Alessi voleva battere immediatamente. Lanza con le mani a cercare i compagni, sbaglia però il tocco Lanza, poi palla in verticale per Candela che è più veloce, attacca la porta Candela contro Di Martino, calcia con la punta e sblocca anche il risultato alla Parmonval, 0-1 il risultato dopo 18 minuti, vantaggio degli ospiti con il gol di Candela. Il vantaggio quindi per la formazione ospite con il numero 11 che è scattato benissimo sulla profondità, un gol un po' alla Caruso possiamo dire perché è una giocata tipica del numero 9 rosanero. 0-1 il risultato dopo 18 minuti. Non era contentissimo il mister della Parmonval, ma adesso il gol ha probabilmente cambiato un po' quelli che sono stati. Nel frattempo ci sono degli animi abbastanza tesi sulla panchina della Parmonval, ma non abbiamo capito il motivo. Martino intanto per Fiore, adesso l'Atletic ha tutto il tempo però per poter recuperare, non può pensare che sia tutto finito, c'è ancora veramente tanto. Fiore ha cercato di inseguire il suo avversario, non ci è arrivato, era molto veloce Candela, ha fatto un grande gol.
Martino. Palla lunga a cercare la torre di Caruso che poi esce, ma palla direttamente dalle braccia l'estremo difensore della Parmonval. Poi si appoggia sulla rizza. Marino. Doncor. Poi si appoggia da Marino. C'è al centro Groppuso ma viene servito Aprile. Adesso la rizza. Viene chiamato dai compagni, lui va centrale da Doncor che ha ancora tutto lo spazio, poi finta su D'Amico, riesce anche a passare Doncor, ennesima finta a centrocampo, grande qui la sua partita, poi prova il rilancio per i compagni, non è preciso, buona però l'idea comunque. Lanza di prima centrale per Corsino, buona quella sua idea, tutto lo spazio, adesso Corsino che allarga per lo scatto di Alessi, non viene però trovato il numero 7 che per una volta stava cercando questo tipo di taglio. Marino rilancia ancora in avanti da parte del numero 5 che cerca di trovare Candela, trova però Martino, poi la Rosa in due tempi, ottimo quel suo contrasto con il mancino, cerca i compagni ma sbaglia, la Rizza in anticipo, un po' di confusione per l'Athletic che dovrebbe cercare forse di giocare maggiormente palla al piede, che è un po' la giocata che riesce meglio, e poi magari verticalizzare su Caruso, l'attaccante ricordiamo molto bravo ad attaccare questo tipo di giocate. Intanto D'Amico si complica un po' la vita, poi va giù, scontro con Aprile, calcio di punizione. Fiore, c'è vicino a lui Martino, viene servito infatti adesso il centrale, largo Cellanza, Martino guadagna diversi metri in avanti, poi vuole servire Alessi, l'anticipo di Lopez, la rimessa è per l'Athletic che batte con Lanza, con le mani cerca Caruso, buono qui il suo appoggio, Clemente mette la palla in mezzo velenosissima con Monini che esce in anticipo, anche anticipando l'inserimento di D'Amico. Intanto li urla ancora da parte del tecnico che non è contento probabilmente della prestazione nonostante il vantaggio. Sempre Monini guadagna tutto il tempo, poi la Rosa lascia rimbalzare il pallone. Di Martino ha avuto veramente poco nel gol subito. Lanza, sbaglia qui l'aggancio, scontro fisico perso con Cernigliaro che si appoggia, Doncor guarda la porta centralmente, si appoggia anche lui, poi Molini vuole Cernigliaro, c'è Lopez largo, viene fermato, ottimo qui Lanza, intercettore del pallone, poi Alessi può partire, viene chiesta a lui la giocata classica del numero 7, poi salta anche Groppuso, però il pallone è già fuori. Bisogna capire chi. L'ultimo tocco è stato di Alessi, quindi sarà rimessa con le mani per Lopez, con il tecnico che diceva al proprio numero 10 di servire maggiormente Lopez su quella fascia un po' più libero. Fiore, buono qui l'anticipo, poi sbaglia Corsino i tempi, Doncor vince l'ennesimo rimpallo della sua partita, Doncor si ferma, poi ottimo Viola che si infuria, voleva probabilmente qualcosa in più. Fiore, la Rosa avanza sulla sinistra, vuole D'Amico, lo insegue Marino, D'Amico crossa ancora in mezzo, Clemente non arriva di testa all'impatto, anche infastidito da Lopez, si riparte dunque con la Parmonval in possesso. Cernigliaro, l'anticipo tentato di Caruso, poi Viola va giù, e forse qui qualche dubbio, è rimasto giù Viola, però si continua con la Rosa che cerca un traversone in mezzo, allontana invece Groppuso, poi ancora la Rosa in anticipo, buono qui il suo lavoro, poi casca giù, è tutto ok, infatti nemmeno si lamenta la Rosa. Nel tempo si è rialzato Viola, tutto ok fortunatamente per l'8. Martino, pallone per Alessi che sbraccia con Lopez, rimessa con le mani sempre per l'Athletic con Lanza che guarda i compagni, vede al centro Clemente, gancio non perfetto da parte del capitano, si riparte
con Aprile che lancia invece dalle parti di Candela. Deve lottare qui Martino in duello, che poi è anche bravo perché l'ultimo tocco sembra essere in realtà di Candela, non per il signor Mancuso, quindi rimessa con le mani per la Parmonval. Lopez non ha fretta veramente di battere, credo che abbia anche ragione probabilmente. Palla lunga per Doncor che vuole girarsi, la palla che rimane lì, lotta Martino che mette una pezza, Clemente lascia lì il pallone, Corsino trova Cernigliaro, ma trova anche Alessi che vuole andarsene in mezzo a tre, non riesce, trova però una rimessa con le mani, Alessi scorre Clemente che allarga il campo per D'Amico, buono questo aggancio, attacca la porta, D'Amico con il sinistro, palla che passa, sembrava un tiro non irresistibile, poi invece lo è diventato con Monini che si è gettato in estensione ma non tocca la palla in rimessa dal fondo. Sta cercando timidamente di rispondere l'Atletico, nel frattempo come sempre un cambio nelle fasce perché adesso Alessi e D'Amico si sono scambiati la posizione con D'Amico che giocherà sull'out di destra, invece Alessi sull'out di sinistra. Proprio sull'out di sinistra il gol di Alessi, anzi il gol di Caruso sull'azione meravigliosa di Alessi, ma è stato praticamente tutti i calciatori del San Giorgio Piano. Molinini trova dietro Larizza che allontana la palla senza battere allo stile, saltano in due con Martino che la tocca, poi rimessa con Lopez. Adesso con le mani sempre il numero 3 che vede i compagni ma nessuno si avvicina e infatti cerca adesso la sponda da parte di Molinini che la tocca per un male, dunque fiore per Di Martino. Larga il gioco con la Rosa, buono l'aggancio, poi liberare verso Alessi che non può toccare questa palla, è anche abbastanza complicato da controllare questo pallone. Corsino in anticipo, si appoggia con la Rosa, tocca con il mancino, Alessi, le finte perfette da parte del numero 7 che vede ancora la Rosa, poi l'anticipo di Caronia, molto bravo qui a mettere il piede, però l'ultimo tocco è sempre della squadra di casa, quindi rimessa con le mani per la Parma. Questa Corsino, poi Alessi allunga, ci chiedeva anche un tocco con il braccio, non stato ravvisato. Poi la Rosa, rimpallo, quei ping pong per la Parmonval con Aprile che nasconde il pallone, trova poi il compagno, va in avanti ancora la formazione ospite che adesso libera sulla fascia Lopez che è sempre molto cercato, adesso Molinini vuole rientrare sul destro, calcia, deviazione, che dovrebbe essere calcio d'angolo, infatti è proprio così, corner per la Parmonval che si affaccia nuovamente dalle parti di Di Martino e lo può fare ancora sugli sviluppi di un corner. Poi mister Bellingardo che si lamenta tanto con Marino, forse per dirgli di andare a saltare dentro l'area di rigore, rimangono giù Lopez, poi Cernigliaro e Larizza. Il terzetto che rimane dietro, calcio d'angolo, cercare la deviazione, allontana invece Martino, sempre molto utile nel gioco aereo, difficile che possa sbagliare anche il tempo perché è veramente un grande stacco. Posizione! Torna! Dunque rimessa con le mani sempre per la Parmonval che rimane in zona offensiva con Caronia. Cernigliaro! Rimessa con le mani, Fiore non è perfetto, poi Doncor la tocca. Groppuso vuole liberare ancora lo scatto di Caronia, molto bravo invece la Rosa a mettersi davanti con il fisico e non fare passare questo pallone che potrebbe essere veramente tanto pericoloso. Minuto 29 di gioco intanto, Fiore mette ancora una pezza, adesso gioco un po' spezzato con la Parmonval che probabilmente non ha fretta di attaccare, la fretta invece ce l'ha sicuramente l'Athletic. Viola allontana, poi Caruso perde il contrasto fisico, poi Alessi va giù, così c'è qualcosa con Groppuso, a muso duro i due, con Aprile anche Caruso a mettere un po' la buona. Calcio di punizione, fallo di Alessi dunque
con la Parmaval che batterà con Aprile. L'abbiamo già visto calciare da fuori con grande qualità. Adesso qui credo che vada con un cross. Mezz'ora di rigore, vediamo Doncor, ma anche Candela e Molinini. C'è anche Cernigliaro un po' a rimorchio, ma potrebbe scattare dentro. Aprile cerca forse un tiro, poi Corsino la tocca di testa d'amico. Clemente, palla geniale per Caruso che viene attaccato dalla difesa, poi Groppuso ancora e commette fallo. E qui vediamo se c'è un cartellino. Nessun cartellino. Poi cercano di battere velocemente con Corsino che c'è qualcosa a Lopez. Poi Aprile ancora una volta a mettere la buona. Sarà calcio di punizione con Clemente che va a prendersi questo pallone. Probabilmente ci sarà un rilancio per i compagni. Dentro l'area di rigore saltano sicuramente. Sicuramente Martino invece rimane giù Fiore. Lui che invece è un giocatore molto bravo nel gioco aereo. Minuto 31 di gioco. Tanto sale anche Fiore, infatti l'abbiamo pure chiamato. Rimangono giù La Rosa e Corsino, due giocatori molto rapidi. Per i contropiedi, Clemente, brutto cross, allontana invece la difesa. La Rosa sul pallone, rimette in mezzo questo pallone a cercare lo scatto da parte di Caruso, anzi di Fiore, e poi fuori gioco. Con Caruso che non è d'accordo con la decisione del direttore di gara, poi forse c'è anche un cartellino, infatti giallo per Caruso. Forse qualche parola di troppo di indirizzo del direttore di gara, il signor Mancuso. Anche Alessia a protestare. Adesso Atletic deve fare esattamente non quello che ha appena fatto, ovvero non pensare a protestare con il direttore di gara e magari perdere tempo, ma piuttosto cercare di giocare a calcio come ha fatto nelle scorse partite, come soprattutto nel match contro il San Giorgio Piano. Una grandissima prestazione, ricordiamo. Cerchiamo di giocare con Nicolò, cerchiamo di giocare. Troppa frenesia abbiamo, troppa frenesia. Che il tecnico non qui per forza devo cambiare. La troppa e la a dire esattamente le stesse parole. C'è un po'. Abbiamo un attimo anche anticipato, abbiamo detto la stessa cosa, ovvero di non perdere questi tempi di gioco, ma anzi pensare a giocare. Intanto lo scatto ottimo da parte di Molini che dentro entrata di rigore, poi Martino salva tutto. Era pronto Candela a ribattere in porta, poi Aprile, magia, ancora Aprile, rientra Aprile sul sinistro, palla ancora in mezzo e Lanza allontana. Ha rischiato veramente tanto l'Athletic, poi sbaglia Clemente, Corsino lascia scorrere, Martino, poi c'è posizione probabilmente di fuorigioco, infatti probabilmente era fuorigioco di rientro. Lanza intanto controlla male. Sarà rimessa con le mani per la Parmaval con Lopez che non ha per niente fretta di battere. Ma incontro Cernigliaro, lui va a lungo a cercare lo scatto di Candela, poi Corsino ruba il pallone, lanza di punta, poi prende in pieno Cernigliaro sul rilancio e favorisce ancora una volta la Parmaval con Molinini che si appoggia centrale. Doncor non viene attaccato, adesso Aprile alza ancora la palla, Di Martino invece blocca. Muovila, veloce, muovila. La Rosa viene servito da Fiore, poi va in avanti, l'anticipo di Caronia, poi c'è Doncor contro Clemente che lo insegue. Doncor è più veloce, va sulla fascia, salta anche La Rosa, Doncor si autolancia, poi il pallone è terminato anche fuori, Fiore comunque l'ha fermato. Attenzione, Gabri! Dai, calma Fiore, ce l'hai Fiore! Ce l'hai! Muovila, Nicolò! Muovila! Fiore, Muovila! Martino, c'è largo Lanza, lui torna invece da Di Martino. Viva, ce l'hai! Adesso La Rosa vuole il dribbling su Aprile, riesce anche a passare, poi trova anche l'ultimo tocco dello stesso numero 10, sarà quindi rimessa con le mani. Pallone alto, allontanato poi da Marino. Doncor, palla alzata un po' troppo, rimessa ancora per l'Atletic, minuto 34 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante su canali sportivi. 0-1 il risultato, gol di Manfredi Candela. Ma siamo sicuri che ci state seguendo fin dalle prime battute di questo bellissimo match. Ricordiamo la classifica, quota 27 per la Parmaval, 26 per l'Atletic Club Palermo, e dunque sfida tra la seconda e la terza della classe.
La Rosa con le mani, rimessa lunghissima, non trova di testa il compagno. D'Amico di testa, lanza, Corsino con l'esterno cerca Viola, sbaglia il tocco, capisce tutto Groppuso, poi Martino mette una pezza, buono qui il suo lavoro con la coscia ad uscire. Fiore lanza, lascia impressione Cernigliaro, ritorna invece dito da Martino, sempre Fiore, cambia tutto per il controllo la partita dell'Esti, anticipato però da un ottimo intervento ancora di Caronia, sta giocando una grande partita, dando una mano a Marino su quella fascia. Dall'altra parte invece la coppia Larizza con Lopez sta anche difendendo molto bene. Intanto Corsino, buona giocata, Corsino allarga per Lanza che cerca la conclusione, la prende male, ha fatto bene comunque a provarci qui Lanza. Va bene, Nico. Tanto mister Clemente a dire a Corsino che deve continuare a fare questo tipo di gioco per liberare anche il tiro da fuori dei compagni. Sarà quindi rimessa dal fondo con Monini che va a lungo. Testa Fiore, testa ancora anche Cernigliaro, poi Clemente la controlla però con un braccio. Poi Clemente tocca il pallone. Groppuso invece lo mette in posizione, c'è molto largo qui intanto Lopez che infatti si arrabbia un po' con i compagni perché voleva essere servito probabilmente subito, non l'ha fatto invece Groppuso e adesso infatti D'Amico è proprio in marcatura su di lui. Rilancio in avanti proprio per Lopez che taglia, D'Amico invece ha una buonissima diagonale, dunque palla in rimessa al fondo con Di Martino, c'è tanta fretta di ribattere il portiere, infatti trova la Rosa, lo insegue Candela ma rientra bene la Rosa. La Rosa sempre inseguito da Aprile, lo salta netto, poi allontana la sfera, la tocca invece Caruso che non controlla il pallone, viene saltato netto Viola, poi Groppuso si appoggia di prima, Molinini per Candela, palla ancora in mezzo Di Martino, perfetto in presa bassa ma grande azione ancora della Parma. Corsino allo spazio numero 4, poi Lanza, D'Amico rientra in mezzo a due, poi subisce anche fallo con Lopez che scusa Martino, cambia tutto, poi Clemente sbaglia 2 volte e va anche l'aggancio con il braccio, si aiuta. La panchina è una soluzione, potrebbe essere sicuramente di Giovanni, vediamo se ci sarà spazio per lui, può ricoprire, ricordiamo, posizioni di esterno. Caronia va sul destro, non lo riesce a fermare la Rosa, poi la tocca, palla in calcio d'angolo ancora una volta, continua l'azione offensiva della Parmonval, sta veramente giocando un grande calcio oggi, non in partita invece l'Athletic, pensando sicuramente alla sfida contro il San Giorgio Piana, non è la stessa squadra. Aprile sul punto di battuta, crosserà ancora una volta in mezzo, salgono un po' tutti, cross di Aprile sul primo palo, allontana invece la Rosa, poi lo insegue sempre Aprile che la tiene in campo, no, si accontenta di una rimessa laterale, va Caronia sul punto di battuta. Basta, Cerni, dove vai? Basta, Cerni! Tocca a Viola, poi la Rosa, sbaglia anche lui, l'ultimo tocco però è di un giocatore della Parmonval, quindi minuto 39 rimessa laterale con la Rosa che ci ha detto di gara dove battere. Si chiama Mancuso, dice di battere lì. Fiore Non lo fare giocare! Martino c'è vicino a lui, Lanza controlla, alza la sfera per D'Amico di testa, poi il tocco di Lopez, ancora D'Amico a mettere una pezza, Lanza si era sovrapposto, poi palla che viene alzata a campanile con Fiore che la meglio nel duello con Molinini, poi la Rosa si appoggia anche lui, sbaglia l'ennesima giocata qui la Rosa, non una gara
positiva per lui. Poi Doncor salta a centrocampo Viola. La fisicità e la velocità di Doncor è veramente molto difficile da fermare. Poi trova anche un traversone interessante con Lopez che la tocca. D'Amico invece fa un ottimo ripiegamento difensivo e quindi ferma tutto. Girati, Peppe! Di Martino. Fiore. La Rosa la controlla con il sinistro, trova Alessi, palla di ritorno sbagliata, però adesso Caruso qui di fisico Marino e poi Caruso mette lì il piede per recuperare la palla e ci riesce, poi cambia gioco per Lanza, c'è la pressione da parte di Cernigliaro, si appoggia però per D'Amico che proprio con il tacco, dicevo di Lopez, e poi l'ultimo tocco è stato proprio di D'Amico. Mafri! Oh! Dov'è? Lopez guarda i compagni in avanti, rimessa a cercare di testa a Candela, poi Viola spala alla porta, molto bene qui a difendere su Aprile. Doncor non vuole sbagliare nulla al numero 8, infatti si appoggia la Rizza. Lopez, pressione di D'Amico, scivolata ma non riesce, poi ancora Lopez si appoggia, palla in mezzo, Fiore mette una pezza rubata da Doncor che la controlla male però. Adesso D'Amico rientra, la Rizza lascia lì la gamba e poi anche cartellino giallo per la Rizza. Qui D'Amico ha fatto una grande giocata nascondendo la palla e andando sul sinistro. Minuto 41, Martino sul punto di battuta. La seconda. Cambia tutto per la Rosa, lo mette tanto in difficoltà, riesce comunque ad andare la Rosa sul pallone, poi lo lascia a Viola facendo anche un blocco su Aprile. Viola allarga per Alessi che vuole rientrare, si appoggia, Viola di tacco, molto bene la Rosa, buona qui la sua giocata, cross ancora dentro, poi la lascia lì, il pallone rimane, Caruso calcia e non trova la porta, ancora non per molto. Minuto 42, un'occasione colossale su una presa non perfetta da parte del portiere. Sarà un calcio d'angolo, però è rimasto giù il portiere con Minini che aveva provato questa presa bassa, anzi presa alta, andando giù, ma poi la palla gli è scappata. C'erano Clemente e Caruso pronti a ribattere, ma quest'ultimo non è riuscito a segnare, anche come una deviazione da parte della difesa. Intanto calcio d'angolo. Clemente sul punto di battuta, salgono un po' tutti in zona di rigore, cerca infatti un traversone per il colpo di Martino, viene anticipato, poi conclusione anche di Alessi e Doncor è molto bravo a fare ripartire i suoi, è velocissimo Doncor che si autolancia sulla fascia, poi Alessi e la Rosa perfetti in ripiegamento difensivo. La Rosa si allunga un po' il pallone, riesce a rientrare bene, la Rosa col mancino, Corsino può velocizzare adesso, lo fa Martino, buono l'aggancio, vuole il dribbling su Molinini e poi l'ultimo tocco è della Parmonval, sarà calcio d'angolo. Minuto 43 di gioco. Ancora Clemente andrà a battere, salgono sempre tutte le torri, rimangono giù invece Lanza, Viola e la Rosa, 3 indietro con Corsino invece a rimorchio nel centrocampo, a rimorchio nel calcio d'angolo. È uno schema, Lanza, traversone sul secondo palo, Caruso non riesce ad arrivare, poi D'Amico la controlla 2 volte, va sul sinistro, viene murato ancora D'Amico, c'è sempre l'azione per rientrare, poi va giù, ma niente calcio di punizione per il direttore di gara. Lotta invece sulla fascia Martino, grande questo lavoro, Martino si appoggia, Caruso rientra, può appoggiare, fa tutto solo, Caruso, calcio in porta, deviazione, e poi niente da fare ancora per l'Athletic, Martino lotta con Aprile che nasconde la palla benissimo. Poi Clemente qui con un passaggio molto rischioso di Martino, poi Lanza, c'è spazio per la giocata di Nicolò Corsino che si allunga sulla profondità per D'Amico che guarda i compagni al centro, un occhio per Corsino che cambia tutto per Viola che calcia, anzi prova in realtà ad agganciare questo pallone, è diventato quasi un tiro, facile però preda del portiere. Andrà dunque con le mani poi Minini che mette giù il pallone e va in rilancio lungo. Fiore di testa,
Aprile salta con Viola, poi Fiore ancora a mettere l'ennesima pezza, il controllo di Caruso per Clemente, poi esce bene al centrocampo Groppuso, Cernigliaro, un po' in ombra in realtà, numero 7. Larizza, ammonito in questi primi 45 minuti di gioco. Marino vuole la sponda da parte di Candela che riesce, poi un minuto di recupero. Aprile cerca il passaggio, Lanza poi risolve scaricando su Di Martino, intanto un minuto di recupero, dunque finirà al minuto 46 questo primo tempo. Intercetta Cernigliaro, poi Candela, poi conclusione da fuori tentata da Molinini, che termina fuori, tira con le proprie pretese. Poi Viola a caricare i suoi compagni, un tempo non perfetto dell'Athletic però. Testa, poi Clemente la controlla male, pallone che si alza, D'Amico non va. Lanza Corsino, sempre Lanza, D'Amico prova il tacco, poi ci crede Corsino che viene sfidato con Larizza, va giù e calcio di punizione, fallo dello stesso numero 4 in maglia bianca. Mancano 10 secondi, probabilmente con questa azione terminerà anche la prima frazione di gioco. Battuta lontano e termina qui il primo tempo. Dopo 46 minuti di gioco finisce la prima frazione tra Athletic Club Palermo e Parma, ma il risultato di 0-1 decide al momento la rete di Candela, che è stato molto bravo a saltare l'uomo e poi sulla profondità battere Di Martino con la punta, un gol quasi da calcio a 5 per lui. Ma intanto, come sempre, vi ricordiamo di rimanere connessi qui sui canali di Sportisti, perché solo qua in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo. Una vittoria fondamentale per il vostro campionato, per l'ambiente, per i vostri tifosi che anche oggi vi hanno seguito. Qual è la cosa che si porta dietro più di tutte da questa partita? Ma la cosa che mi porto dietro è che questi ragazzi mi sorprendono tutti i giorni e oggi ancora di più, perché credo che già sapevamo che era una partita difficile contro la prima in classifica e partire due minuti e trovarsi sotto di un gol non era facile. Invece devo dire che loro con tanta caparbietà, tanta voglia hanno cominciato a giocare come sappiamo giocare, abbiamo pareggiato la partita credo meritatamente e alla fine siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti che sono fondamentali e credo che agli occhi di tutti abbiamo dimostrato di essere anche noi una grande squadra, perché abbiamo meritato secondo me di vincere, perché oltre ad aver fatto anche il secondo gol potevamo fare anche il terzo e chiudere la partita. Cosa mi lascia? Sicuramente mi lascia un po' la speranza di continuare e di sperare in questo campionato, anche perché la Nissa in 19 partite ha perso solo una partita e ne ha pareggiata una, quindi anche 3 punti possono essere anche tanti, però mancano ancora 11 partite, nel calcio può succedere qualsiasi cosa, noi dobbiamo essere bravi a continuare come abbiamo fatto in precedenza con i 6 punti, a continuare anche adesso che siamo a 3 punti, perché ci vogliamo credere fino in fondo. Ecco, lei ha fatto un accenno all'aspetto mentale, la sua squadra è andata sotto dopo 1 minuto e 13 circa di partita, forse ecco questa è la componente che può aiutare il Favara nel finale di stagione, è un aspetto mentale su cui lavorate, su cui avete dimostrato di essere in partita e soprattutto siete stati bravi appunto a rientrarci in partita nonostante all'inizio con questo stadio shock voi comunque avete ripreso la partita e l'avete portata a casa. Sì, ha detto bene, però devo dire che i ragazzi erano già abbastanza concentrati e non solo concentrati, avevamo quella serenità giusta di affrontare una partita difficile. E questo sicuramente ha fatto sì che dopo aver subito il gol con la stessa serenità abbiamo cominciato a giocare, a mettere palla a terra, a giocare, a tenere il possesso palla, perché credo che oggi sotto l'aspetto della gestione della palla l'abbiamo fatto anche abbastanza bene
e quella secondo me è anche la nostra forza, anche se poi abbiamo dei giocatori che possono cambiare la partita, e piano piano siamo riusciti a raddrizzare quella partita, poi abbiamo preso un coraggio credo immenso, perché ci abbiamo sempre creduto, ci credevamo prima, ci abbiamo sempre creduto anche durante la partita, e poi alla fine abbiamo portato a casa questa vittoria che per noi e per i nostri tifosi che ci hanno seguito, per la società, è una cosa importante. Per concludere, mister, preferisce ringraziare i tifosi per essere venuti qui a Caltanissetta o invitarli al prossimo appuntamento a riempire il vostro stadio? Ma io li ringrazio sempre, perché non solo vengono a Caltanissetta ma vengono in tutti i posti, ci seguono sempre, ci danno sempre una grossa mano. Credo che sia una cosa anche normale arrivato a questo punto, perché i primi loro ci credono in questo progetto che è partito il 1° d'agosto. È anche vero che siamo anche 3 punti dietro in classifica. Io spero che di domenica di trovare il campo di Favara pieno, perché abbiamo bisogno veramente anche di loro. Siamo con il match winner di questa partita, Lucarelli. Che emozione si prova a realizzare un gol così importante, a correre sotto il settore ospiti pieno di tuoi tifosi? Sì, come dici tu, è stata un'emozione bellissima che capita una volta ogni tanto, e quindi sono molto contento, anche se ho fatto tutto il campo ma c'avevo i crampi, quindi non potevo andare di più. Però sono molto contento per la squadra e per i tifosi che ci hanno seguito in tanti. 3 punti che vi avvicinano alla Nissa, -3 adesso in classifica. Questo Favara ci crede? Sì, certo che ci crede. Siamo venuti qui a vincere la partita, perché se non vincevamo la partita il campionato era finito. Abbiamo giocato e penso che si è visto come il Favara gioca a calcio. I vostri tifosi anche oggi presenti in massa, 450 biglietti venduti, che messaggio gli date anche in vista del finale di stagione, 11 partite alla fine? No, sì, ma i tifosi sono stati sempre presenti, sia in casa che fuori casa. Ricominciare a vincere, a crescere, ricominciare soprattutto a credere in se stessi. Buonasera da Castelbuono, dallo stadio Luigi Failla. Si ritorna qui dopo l'ultima gara disputata il 7 di gennaio contro il Furgatore. Parte Arenoso, il pallone in mezzo al gol, Pennisi, la super giovane Castelbuono avanti, Tancredi Pennisi, Lacitano. Ricordiamo che oggi potrebbero anche andare ad un punto dal Mazzara qualora l'Accademia Trapani riuscisse a sbancare il Dino Vaccara. Cercare scusate, poi Torres prova a passare, pallone per Altieri, nuovamente Torres, la parata da parte di Bene, c'era stata una grande costruzione tra Torres e Altieri. Diatus va in profondità a cercare Diallo, posizione regolare di Diallo, si allunga il pallone, Diallo fuori di niente, calcio d'angolo. Fischia l'arbitro, parte Ciancimino, pareggia il Mazzara. 1-1 il gol da parte di Girolamo Ciancimino, 42esimo. Il calcio di punizione, per la conclusione parata bassa davanti il Fagone. Seguendo una formazione più offensiva, Belecco prova a passare, il pallone per Grandis potrebbe concludere, il pallone per Diallo, calcia Diallo, il pallone ribattuto e poi Franchelli non riesce. Per il destro da parte di Amisi è buona qui il pallone per Gomez che può appuntare a Reynoso, Gomez mette il pallone in mezzo, arriva il 2-1 del Mazzara con la deviazione del colpo di testa da parte di Alassia, se non sbaglio. Parte il calcio d'angolo, 3-1 Mazzara. Amisi trova il gol del 3-1. Il pallone per Torres, 1 contro 1 di Torres che se la sposta sul destro, ma la conclusione, la parata da parte di Neve, di Bene, Arenoso. Alla alta, colpo di testa di Pardo. Si decidono dal niente, intanto Garofalo
Va a cercare profondità Franchelli che passa, Franchelli mette il pallone, Pardo, riapre Pardo, 2-3, Giulio Pardo, il Leopardo delle Nevi, terzo gol contro il Mazzara, giallo intanto per Bene. Il metodo di valutazione, intanto Grandis prova ad avanzare, Grandis il pallone dentro, Torres, la parata da parte di Bene. Parte il calcio di punizione di Arenoso che metterà questo pallone nuovamente dentro. Arenoso, palla dentro e colpo di testa, bene, mostruoso su Garopalo. Altra parte ancora Arenoso, conclusione, palla alta, non c'è stata deviazione, finisce qui il Mazzara, vince la prima partita del l'Era Marino, vince per 3-2, le reti da parte di Ciancimino, Martel e Yamisi. Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Athletic Club Palermo e Parma. Risultato di 0-1, come vedete benissimo nel nostro scoreboard. Una gara che al momento sta dando veramente tante informazioni su questo campionato, con la Parma avanti il risultato. Vedete, in candela sta decidendo la sfida. Nel frattempo il direttore di gara è già lì, pronto per il fischio che decreterà l'inizio anche del secondo tempo. Dunque, prossimi 45 minuti, poi sarà fine match. Non sembrerebbero esserci dei cambi. Al momento sembrerebbe di no. Vedo da una parte né dall'altra. Messi comincia la sua partita dunque sulla sinistra, non come nel primo tempo dove invece dove ha iniziato a destra. Il signor Mancuso a centrocampo. Nel frattempo si muovono diversi componenti della panchina dell'Athletic, potrebbero fare il loro ingresso nel tentativo di trovare probabilmente nuova linfa. Dunque tutti confermati, c'è Aprile al momento fuori, il capitano della formazione ospite, però sta mettendo nuovamente gli scarpini per poi tornare in gioco. Vediamo tanto l'Athletic Club con Clemente a colloquio con i compagni, vediamo parlare con Corsino, probabilmente per qualche movimento. Viola invece è assorto nei pensieri, così come Fiore e Martino che invece stanno discutendo probabilmente di andare direttamente sul pallone. Infatti Fiore sta un po' indicando questo. Nel frattempo palleggia invece Molinini, però adesso bisogna cominciare anche questa seconda frazione di gioco. 0-1 il risultato. Si attende soltanto il fischio da parte del direttore di gara e poi inizierà anche questo secondo tempo. Marino intanto a parlare con Aprile, lo sta aiutando infatti a mettersi la fascia da capitano. Poi adesso le scarpe per il dice c'è qualche problema magari all'intervallo, cioè vedremo se è tutto ok, perché ha fatto veramente una grande partita, tante idee, poi anche un palo impressionante da fuori. Inizia anche il secondo tempo della sfida tra Athletic Club Palermo e Parma, con il rilancio immediatamente dalle parti. Poi tanto è rimasto giù Aprile, lo stesso Aprile, il scontro con Alessi.
È stato cercato in precedenza Caronia di testa, poi tanto Aprile invece è andato giù. Forse ora va giù, vediamo. Va fuori, vediamo, sta sistemando le scarpe. Intanto Marino va a lungo a cercare Doncor, stacca di testa Cernigliaro, palla sul secondo palo, Lopez, che però viene sanzionato in posizione irregolare, dunque fuori gioco. Minuto 46, la prima occasione della partita da questo calcio piazzato con Marino che aveva pescato la sponda di Cernigliaro, poi Lopez in fuori gioco. Martino. Oggi pochi palloni sulla profondità con Caruso che si sta muovendo ma non viene servito con i tempi giusti, come invece era stato fatto nella gara contro il San Giorgio Piana. Martino aggancia a seguire di Lanza. Va bene, gioca, giusto, gioca. Gioca però è fermo e dunque si riparte dietro da Fiore. La Rosa. Sempre Fiore, accorcia Viola la posizione ma non viene servito, si ritorna ancora da La Rosa, con il mancino la controlla, sempre Fiore. Quindi La Rosa la tocca, poi Alessi si accontenta. Lascia lì alla Rosa che guarda i compagni, non trova però un appoggio facile. Infatti va a lungo, di testa la controllano, poi Aprile, Marino non perfetto del passaggio, la Rizza allontana, regala il pallone però a Corsino che allarga il gioco da parte di Lanza, la controlla con il petto, trova diversi metri davanti a sé. Adesso D'Amico rientra sul mancino, ottima la giocata da parte di D'Amico che vuole alzare il ritmo di questa giocata, poi cerca il secondo palo, non ci crede però Caruso che aveva tentato invece un inserimento sul primo. Groppuso la tocca Fiore in anticipo, forse è quello che ha detto anche a Martino durante il colloquio dell'intervallo, ovvero di cercare di aumentare, anzi di alzare il baricentro, perché Fiore l'abbiamo visto quasi nella linea dei centrocampisti. Poi La Rosa lascia scorrere molto bene. La Rosa non trova nessuno, va sempre lungo di testa Marino, perfetto. Palla su La Rosa che batte ancora la rimessa laterale, questa volta corta per Alessi che vuole girarsi in mezzo a due, lotta 3 volte, sombrero su Doncor, poi alza, c'era forse poi ancora Alessi, magia assoluta e Doncor rilancia con tanta potenza Corsino. La Rosa va a lungo di testa, Caruso trova la sponda, Clemente la controlla, La Rosa, Corsino rischia un po' sulla pressione di Candela, poi Fiore con tanta tranquillità si concede anche un bellissimo dribbling. Clemente buono con la giocata su Aprile, sconto numero 10 viene vinto da Clemente che poi allarga il gioco. Alessi sul sinistro trova ancora Clemente, si gira, poi si dimentica un po' il pallone, riesce comunque a metterlo in mezzo, poi 2 volte allontanato con Caronia che senza badare allo stile allontanato il più possibile. Sarà quindi rimessa con La Rosa per Clemente, anticipo di Marino, sempre molto puntuali qui. La Rosa testa allunga Cernigliaro, poi Corsino la vuole difendere, allarga dalle parti di Lanza che ha tutto il tempo per poter controllare, poi D'Amico le finte contro Cernigliaro, sempre D'Amico lotta in mezzo a 2, si continua, D'Amico crossa ancora in mezzo a Caruso e la palla esce veramente di pochissimo, ma grande palla di D'Amico. Catedì Club Palermo è vivo più che mai. Una grande palla di D'Amico e anche Caruso molto bravo ad infilarsi, arrivano anche gli applausi da parte del pubblico, ci crede l'Athletic. Va a lungo Minini, Martino di testa, poi Candela non lo vuole fare girare Fiore, per l'anticipo ancora di Corsino, cerca di alzare il baricentro l'Athletic, palla su D'Amico, Cernigliaro ottimo nel suo intervento, però calcio di punizione, voleva anche il fallo, anzi voleva anche il cartellino giallo in questo caso D'Amico. Non è dello stesso avviso il signor Mancuso che indica soltanto il calcio di punizione.
Sul pallone Clemente. Lanza, vediamo, largo sulla destra, vicino a lui invece c'è Corsino, a rimorchio invece Viola, forse anche per una conclusione a ribattere magari, però Clemente andrà sicuramente lungo, vediamo sia Fiore che Alessi, ma anche Caruso e Martino. Schema, Corsino rimette in mezzo, palla che poi arriva direttamente su Minini, che un po' rischia in realtà, prende qualche brivido probabilmente ai propri compagni, lui invece era molto sereno, va battezzato già fuori questo pallone. Uno schema con Clemente che va trovato Corsino. Nel frattempo ben 4 uomini dell'Athletic a riscaldarsi. Va a lungo Minini, di testa saltano in due, Corsino, buono il suo aggancio contro Cerniera, lunga la palla, poi Lopez, poi D'Amico va giù, calcio di punizione ancora una volta per l'Athletic. Va bene, calma Nicolò, calma, non c'è motivo. Mettiamo solo tempo. Sempre punizione. Sì, vai. Adesso da Clemente ci aspettiamo forse anche un traversone in mezzo. Prima abbiamo visto uno schema, però ancora una volta uno schema. Caruso prova a girarsi per D'Amico, va sul fondo, D'Amico può crossare, trova il traversone per deviazione da parte della difesa, poi lanza, prova un rimpallo ma viene fermato. Doncor, lo scatto da parte del numero 8 per la velocità di Candela, chiude la strada invece Corsino che batte subito su La Rosa. Adesso gli schemi sembrano quasi essere saltati per l'Athletic, ma manca veramente ancora tanto. Fiore in due, la controllano D'Amico e Lanza, sovrapposizione da parte del 2, poi Clemente di prima, Caruso, sempre Clemente, allarga La Rosa, l'aggancio per Alessi che può puntare alla difesa, le finte, Alessi in mezzo a tutt'altro tutti, Alessi ancora, salta ancora tutti, Alessi sul destro, può calciare, cerca il tiro, deviazione e la parata poi di Minini, però che giocata di Alessi, ha avuto tutto lo spazio per concludere con il destro, ci ha pensato forse un po' troppo, voleva il suo mancino, brutto il tiro però buona l'azione. Testa Fiora all'indietro con Di Martino che qui rischia tanto, sulla versione anche di Candela. Fiore, La Rosa, palla lunga per Caruso, buca l'intervento, poi Alessi può calciare sul primo e la parata ancora di Minini, ma sta crescendo tantissimo l'Athletic. Poi forse non c'è stato il tocco di Minini, sembrava poter esserci stato. Infatti D'Amico probabilmente dice che c'è stato un tocco, ma non per il signor Mancuso, e dunque rimessa dal fondo con Minini che va a lungo. Saltano in due, poi Fiore Calma, Ferdi. la tiene lì, poi verso Candela, sovrapposizione di Lopez sulla sinistra che può crossare, tutto ok, tutto regolare, poi traversone per Aprile, tiene tutto in ballo invece Di Martino, Doncor, Viola, perfetto, ma commette fallo. Gamba tesa, questa è la decisione da parte del direttore di gara, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, e Aprile l'abbiamo visto riscaldarsi proprio su questi calci piazzati durante il riscaldamento iniziale. Adesso sul punto di battuta va proprio il numero 10 che sta guardando attentamente la porta. Di Martino invece sta sistemando la barriera, vediamo diversi uomini, Martino su tutti, anche Lanza, Viola e Corsino e anche Caruso dovrebbe essere, con Viola che va a chiudere, invece La Rosa sta chiamando forse la panchina, perché è una battuta di seconda che appunto suggerisce anche mister Clemente. Poi scarica per Aprile che calcia con potenza, non trova la porta, ha preso con l'interno collo con tanta potenza, poca precisione per il 10 dopo il tocco di Molinini. Adesso La Rosa intanto
Il sole scompare, questo aiuta anche nella visione della partita con un'immagine sempre più chiara. Intanto Martino cerca il tocco dalle parti di D'Amico, allontana invece Lopez che allunga, Fiore la controlla con la coscia, poi allunga ancora la squadra. D'Amico va incontro, non è fuori gioco, viola di testa contro Aprile, poi Candela cerca di girarsi, Martino non è d'accordo con lui, dunque lo ferma. La Rosa accorcia Alessio, adesso invece attacca la profondità quasi come un elastico. La Rosa la tocca, Caruso la controlla con l'addome, poi mette giù il pallone in mezzo a due, lotta Cernigliaro in anticipo, poi Groppuso fa tutto solo. Groppuso si complica un po' la vita ma fa una buona giocata, la porta sull'esterno, vuole la scivolata, poi Lanza la trova anche però la rimessa per gli avversari. Il signor Mancuso a colloquio con Caruso di stare tranquillo, di stare calmo soprattutto, è già ammonito. Laterale, sarà rimessa laterale con Lopez con le mani, probabilmente andrà a lungo dentro la rigore, vediamo Candela ma anche Molinini e Doncor, rimorchi invece Aprile, c'è anche Cernigliaro in realtà. Molinini rimette ancora in mezzo, cercare lo scatto e la conclusione con il destro, mal destra da parte di Candela che non è stato fortunato come invece nel primo tempo. Ricordiamo il suo gol dello 0-1, minuto 57 di gioco, siamo andati quasi all'ora della partita. Lanza Corsino, palla a seguire, poi va giù D'Amico, calcio di punizione ed è anche cartellino giallo per Lopez. Poi Martino vuole battere rapidamente ma chiaramente serve il fischio da parte del direttore di gara che infatti dice allo stesso calciatore di ribattere. Martino sul punto di battuta, guarda la Rosa attentamente, infatti va proprio dalle sue parti, pensi per Alessi, allunga di testa Groppuso, palla che si impenna, lotta ancora l'Atleti, poi conclusione improvvisa da parte di D'Amico con il sinistro, non è precisissimo, palla fuori. Sarà rimessa dal fondo. Nel frattempo la fascia mancina della Parma è già moneta con Larizza e Lopez, progetto di sinistra e esterno mancino. Chissà che l'Atletic non attacchi proprio da quelle parti, sfruttando anche questa non possibilità chiaramente, quindi l'impossibilità di poter fare dei contrasti anche un po' più duri, perché ricordiamo che al prossimo gol potrebbero anche andare fuori, di conseguenza ci penseranno più volte prima di affrontare il tackle, magari fronteggiando. Intanto Cernigliaro, il contrasto perfetto di D'Amico che può ripartire, Clemente sempre per D'Amico, ma la sbagliata nel 10. Poi Caronia sbaglia qui il controllo, non era facile. Nel frattempo è pronto un cambio perché sta per entrare con il numero 14 Kevin Cernigliaro, ma dall'altra parte c'è anche l'altro numero 14, ovvero Francesco Maietta. Fuori Cernigliaro, dentro l'altro Cernigliaro, sono due ricordiamo, poi invece termina la gara di Lanza al posto di Maietta, cambio tattico, cambia nulla. Terzino per terzino, adesso forse con Maietta un po' più di spinta. Poi Clemente cerca il tocco per mettere fuori gioco Groppuso, ma invece Marino è molto bravo. Fase difensiva, partita perfetta per i due centrali. Stanno giocando veramente molto bene Marino e Groppuso, poi chiaramente anche Larizza. Aprile allunga, poi Candela sbaglia tutto, Cernigliaro anticipato, palla in profondità per Caruso che può attaccare Larizza, poi ottima la difesa da parte del numero 4 con Minini che va invece in difesa. Pressione alta di Alessi, Marino cerca e ottiene Caronia, c'è Doncor vicino a lui invece va a lungo a cercare lo scatto, poi fiore di testa Corsino, buono l'aggancio, può cambiare tutto e trova infatti Maietta, primo pallone della sua partita. Palla lunga, lunghissima per Caruso, poi chiude invece Groppuso.
predica calma invece la panchina di casa. Minuto 60 di gioco adesso, mancano 30 minuti. Sono già passati 2/3 della sfida, adesso l'ultimo terzo manca. Molinini poi con il braccio forse Corsino, ma si continua. Poi Alessi lascia scorrere il pallone, veloce ma non ci arriva. Palla che termina in out, dunque rimessa laterale per la Parmonval. Nel frattempo si riscalda anche Di Giovanni, potrebbe essere uno degli indiziati ad entrare anche per poter cambiare questa partita con la sua tecnica. Sicuramente rischiano il posto, in questo caso Alessi, Clemente e D'Amico. Vediamo in che posizione giocherà Di Giovanni quando farà il suo ingresso, perché sta aumentando il ritmo. La Rosa, Caruso riesce a sfuggire alla marcatura di Groppuso, ma non arriva il pallone. Poi D'Amico ha centrato molto la sua posizione, buon secondo tempo sia per lui che per il compagno di reparto, però fascia opposta Alessi. Tanto la Rosa sbaglia il tocco sempre per quest'ultimo. Palla su Minini. Sono un po' in ombra Clemente, però gli esterni stanno giocando molto bene oggi. Doncor inseguito da Clemente, poi Viola perde il rimpallo con Aprile, va centrale di prima per Candela, poi conclusione al volo. Una buona idea però presa male, poi realtà con la tibia da parte di Molinini. Sarà rimessa con la Rosa. Va con le mani cercare Alessi. Palla che si alza. Nel tempo c'è qualche scaramuccio interno al campo con Aprile e Clemente. Intanto si continua con Corsino che sta veramente correndo su tutti i palloni quest'oggi. Poi palla cercata in profondità con lo scatto di Maglietta, che è vero che è fresco, ma palla molto difficile. Nel frattempo i due capitani, numeri 10, si stanno dicendo qualche parola non bellissima. Con Clemente che ha detto al suo avversario: ma hai visto quello che ha fatto invece il tuo compagno? Quindi probabilmente qualche contrasto forse non è perfetto dal punto di vista della legalità in campo. Intanto si continua con D'Amico, viene fermato da Rizza che è già moneta, ricordiamo. Fallo sgambettato, chiede però subito scusa. Nel frattempo va a chiudere dietro Viola, l'ultimo uomo con la Rosa. Nel frattempo mister Clemente chiama Di Giovanni, è lui il prossimo ad entrare, dice di velocizzare il suo ritmo perché serve il suo Pepe, serve mettere quel pizzico in più anche di freschezza. Il giocatore è molto frizzante. Clemente va morbido in mezzo, non la tocca Martino, palla che rimane ancora lì, conclusione murata. E poi la palla rimane sempre per D'Amico che col mancino prova nuovamente il tiro. Si chiedeva forse anche un tocco con il braccio, ma nessun tocco per il direttore di gara. Intanto Di Giovanni è pronto a fare il suo ingresso. Vediamo quale sarà la scelta, se Alessi, se Clemente o D'Amico. Forse possiamo ipotizzare per Clemente, perché D'Amico e Alessi sembrano comunque in partita. Intanto Maglietta cambia tutto male però con Aprile che riesce ad anticipare anche Viola. Poi Molinini allarga dalle parti di Cernigliaro che però rifiuta, anzi rinuncia ad inseguire questo pallone. Nel frattempo abbiamo sentito il cambio in anticipo, dentro Di Giovanni, fuori Clemente, ma c'è spazio prima per la rimessa, invece no, perché cambio con Clemente che lascia il terreno di gioco, fascia da capitano che andrà a Viola. Va Di Giovanni in campo. Con Di Giovanni che andrà quindi come seconda punta, però vediamo se D'Amico invece prenderà il suo posto. Di Giovanni è un giocatore che gioca solitamente largo, infatti di testa va subito a lottare, abbastanza largo per Caruso che la controlla, buono qui il suo lavoro. Caruso
torna dietro da Maietta, gancio non è perfetto, Corsino riesce comunque ad aggiustare la traiettoria, poi va giù, forse c'era un fallo, ma si continua, Maietta, Martino, vicino a lui Fiore, cambia tutto invece dalle parti di La Rosa, accorcia Alessi ma non viene servito, si fa centrale, Viola, palla di ritorno, ancora La Rosa cerca di aumentare il ritmo l'Atletic, palla sulla verticale per il cross e poi il rientro, e qui rischia tanto, perché Alessi era rientrato anche molto bene in scivolata, l'intervento da parte di Marino che rischia veramente tantissimo. La Rosa la porta avanti, Alessi allunga sempre per il terzino, La Rosa può crossare, cross in mezzo, la tocca Caronia, calcio d'angolo, si alzano i ritmi e anche gli animi in campo. Ed è rimasto giù Groppuso. L'anno scorso 4 hanno pescato. 4. L'anno scorso 4. Calcio d'angolo con D'Amico sul punto di battuta, andrà probabilmente largo, ma c'è un cambio prima perché finisce la gara di Candela. Buonissima la sua prestazione. Adesso invece dovrebbe entrare Roberto Follari, ma adesso vediamo conferma. Ce la fai? È infatti Follari che entrerà. Al posto però di Groppuso dovrebbe essere, dunque non per Candela, che invece è andato semplicemente a colloquio con il proprio tecnico. Quindi fuori Groppuso, buonissima gara per lui. Dentro invece Follari. Dobbiamo capire anche Marino! quindi calcio d'angolo con D'Amico, dicevamo. Infatti va fuori Groppuso. Abbastanza stanco, ma grande gara per lui. Nel frattempo minuto 67, ci aspettiamo però come sempre un recupero abbastanza cospicuo, perché il gioco è fermo ormai da diverso tempo, da un minutaggio rilevante. Quindi sarà calcio d'angolo con D'Amico che cerca il traversone in mezzo, in testa stacca Fiore, anzi Caruso, chiedo scusa, non è preciso però. Sarà quindi rimessa dal fondo, intanto La Rosa chiama. Qui Mister Clemente sta cambiando il modulo perché si passa a 3 con probabilmente Maietta, Martino e Fiore a giocare come 3 centrali. La Rosa invece giocherà come largo a sinistra, quindi ipotizziamo un cambio sulla destra. Intanto Di Giovanni fa tutto solo, rientra, poi Follari lo porta verso l'esterno, guadagna comunque una rimessa con le mani, lascia infatti il pallone a La Rosa che andrà probabilmente lungo, con una lunga gittata. La Rosa, lunghissimo nella sua rimessa, salta Viola ma non la prende, palla che rimane lì, poi la rovescia da Alessi, poi conclusione tentata da parte di D'Amico con il sinistro, respinge invece Minini e palla allontanata, rimane comunque in zona offensiva l'Atletic. Martino, c'è largo La Rosa, anche Fiore, lui invece tenta di andare in avanti per Alessi che fa una grande giocata con il fisico, poi invece manca la conclusione, forse la sua dote migliore. Ha avuto una grande chance però Alessi. Nel frattempo dovrebbe entrare Graci e quindi Maietta giocherà come largo a destra, tutto campo, tutta fascia, così come La Rosa a sinistra. Poi ipotizziamo Corsino e Viola a centrocampo con Di Giovanni, Caruso e Alessi probabilmente, anzi no, perché lascia il campo Viola, buona gara per lui, non è probabilmente la stessa prestazione della sfida contro il San Giorgio Piana, è stato uno dei migliori in campo, oggi un po' di fatica per lui, ma comunque sempre tanta grinta per il numero 8 che lascia il terreno di gioco al posto del compagno Graci, che dunque giocherà in difesa.
rimessa con le mani di Lopez, in testa a Martino. Adesso cerchiamo di capire come siamo schierati, perché Di Giovanni dovrebbe agire come centrocampista centrale insieme a Corsino. Tanto il capitano è Fiore adesso. Corsino ruba l'ennesimo pallone, può partire. C'è largo Alessi, lo serve adesso male però Corsino, che adesso ha un'altra chance per potersi rifare. Poi Aprile commette fallo, Corsino va giù. Poi Aprile probabilmente chiama anche il cambio perché non riesce a continuare, è molto stanco. Dunque dovrebbe essere Corsino e Di Giovanni gli interni. Alessi cerca il traversone, allunga invece la difesa. Poi il controllo di Molinini, va in vantaggio su Graci. Poi a rientrare ancora, palla centrale, Cernigliaro, Lopez. Adesso si è messo a specchio l'Athletic. Una gara molto equilibrata, nonostante il risultato indichi 0-1 come risultato. Caruso, buono il controllo, adesso Maietta di prima, lotta senza palla d'Amico, Di Giovanni vuole girarsi, viene fermato però da Follari, buon ingresso anche per il 17. La Rosa non è precisissimo ma riesce a controllare invece Alessi, con qualche difficoltà ma riesce. Poi Alessi vuole il sinistro, viene fermato al raddoppio di Caronia sul contesto anche di Aprile. Lascia lì il pallone invece dalle parti di La Rosa. Battuta sempre molto lunga, la tocca Caruso, poi Di Giovanni lascia lì il pallone ma sbaglia, poi la velocità contro Martino da parte di Candela che è molto veloce. Candela che scatto, lo insegue Fiore e mette una pezza, allontana la sfera. Ha fatto il massimo qui Ferdinando Fiore. Minuto 72 di gioco, mister Bellingardo sta chiamando tutti i propri giocatori, devo di non farli mollare, il risultato al momento li favorisce, 0-1. Minuto 72, c'è ancora tanto da giocare però. Allontana poi la sfera di Giovanni, Caruso va incontro. Mancano 17 minuti di gioco intanto. La Rosa taglia in due, Caruso con il attacco illuminante di Giovanni, chiude invece la rizza. E qui era veramente lanciato in porta d'Amico. Di Martino va incontro Fiore, c'è largo La Rosa, lo serve adesso. Alessi vuole il dimming su Caronia, la meglio sempre Alessi, un secondo tempo da urlo per il set, che cerca di trovare la nuova giocata ma non riesce, viene fermato sempre molto bene, anche a volte raddoppiato e triplicato il set. Fiore mette questo pallone in mezzo, allontana la rizza, poi palla alzata a campanile, Corsino si lascia superare dal pallone, poi lotta, riesce comunque ad avere la meglio. Fiore, Caruso con la testa di Giovanni, vuole ancora per D'Amico che però la rovesciata. Sarebbe stato un gol impressionante di D'Amico, però gioco fermo per fuorigioco. Poi pallonata per Follari. Nel lungo di Minini, salta Martino di testa con Candela. Ha avuto la meglio nello stacco fisico di testa, un po' meno invece nella velocità in precedenza. Aprile, accorcia Corsino, poi palla centrale, Cernigliaro, Doncor prova la finta, viene fermato da un super Corsino, anche per lui un grande secondo tempo. Poi palla in verticale, dello scatto da parte di D'Amico che vuole il mancino, vuole rientrare sul suo piede. Adesso c'è spazio per Alessi che la controlla sulla posizione di La Rosa, nasconde ancora il pallone. Alessi sul destro si appoggia per D'Amico, pallone però non perfetto. Alessi, La Rosa può crossare, Caronia chiude ancora in tackle, poi le urla da parte del 2. La Rosa, palla lunga di testa, allunga invece Marino, poi il controllo e calcio di rigore per l'Athletic. Tocco con il braccio di Molinini e adesso la squadra di casa si presenta dal dischetto, vuole battere Alessi che ha guardato la panchina dicendo voglio battere io. E dal dischetto forse Di Giovanni, vediamo.
E dal dischetto va Alessi, Alberto Alessi, maglia numero 7. Sta guardando il portiere col suo sinistro, vuole essere lui l'autore del pari. Appena l'arbitro ha fischiato, ha guardato subito la panchina, ha alzato il braccio guardando mister Clemente, chiedendo: posso battere io? La risposta è stata un sì. E dunque Alessi dal dischetto, scorsa partita l'ha calciato Clemente facendo gol. Adesso si presenta Alessi, guarda il portiere, Alessi, calcio! Perfetta esecuzione e pareggio da parte dell'Athletic con Alberto Alessi che vuole sentire anche il pubblico. Esultanza rabbiosa del numero 7 che trova il modo per pareggiare, poi bacio verso la telecamera, ovviamente dedicata a qualcuno che lo sta guardando da casa. E come sempre Alessi, sempre più protagonista, 1-1. Nel frattempo c'è spazio per un cambio per l'Athletic, perché sta iniziando la gara anche di Claudio Alaimo con la numero 17. Vediamo al posto di chi. Però il cambio viene congelato al momento. Forse il gol potrebbe avere cambiato un po' le carte in tavola. Intanto si ritorna in campo con Aprile che lancia, poi D'Amico, c'è largo Alessi, non viene servito, La Rosa cambia tutto così, sbaglia però il tocco Lopez, l'anticipo di Maietta, la tocca e non fa si dice, poi di Giovanni. Aprile, vede Molinini, scivolata di Fiore sempre molto decisa, poi Martino la controlla con il fianco, si complica un po' la vita, infatti perde anche il pallone. Doncor sfida sulla tecnica Martino, lo salta per in prima istanza, poi il fisico da parte di Doncor è perfetto e infatti Martino un po' in difficoltà su Doncor, ha battuto sia sulla velocità che sul fisico in questo caso. Minuto 77 di gioco, c'è ancora tutto il tempo, 12 minuti più il recupero per il triplice fischio di questa sfida. Nel frattempo Alaimo è veramente pronto ad entrare. Abbiamo sentito mister Clemente l'indicazione di andare a centrocampo accanto a Corsino, quindi il cambio potrebbe essere per uno tra Alessi o D'Amico probabilmente. Calcio di punizione con Aprile che cerca un traversone sul secondo palo verso Doncor. Fiore è molto bravo a non fare muovere il suo avversario. Nel frattempo viene chiamato il cambio con l'ingresso quindi di Alaimo al posto di La Rosa e quindi questo è un cambio super offensivo. Anzi no, lascia il campo Fiore e cambia per la quarta volta la fascia da capitano con La Rosa e Maietta che tornano come terzini. Invece in mezzo al campo ad aiutare Corsino va proprio Alaimo, quindi il capitano diventa Alessi e dopo il gol prende anche la fascia. 4 capitani oggi per l'Athletic, prima Clemente, poi Viola, poi Fiore e infine al momento Alessi, perché sa che magari non ci sia un prossimo cambio, quindi una nuova fascia da capitano da dare con un nuovo componente. Tanto Lopez spazza dalle parti di Di Martino che non è stato praticamente chiamato in causa mai durante questa partita, soltanto nel tiro di Candela all'inizio della sfida, poi sul gol subito, ma nient'altro. Doncor e palla alle spalle per Candela, tutto regolare, e invece no, perché arriva la decisione del direttore di gara di alzare il braccio, dunque fuori gioco. Candela va tagliato molto bene, qualche dubbio forse però. Tanto cartellino giallo per il tecnico Bellingardo dovrebbe essere. Anche Groppuso dire qualcosa. Continua a protestare il tecnico. Nel frattempo Martino dice qualcosa a Graci, compagno di reparto.
con Maietta e la Rosa invece larghi, dicevamo, come terzini. Intanto Caruso, buono qui il suo aggancio, poi lascia dalle parti di Alaimo, brutto fallo di Caronia, calcio di punizione. Poi forse anche un cartellino e infatti giallo per Caronia, intervento in ritardo, molto bravo ad anticipare invece il neoentrato Alaimo, che forse non aveva fatto un aggancio perfetto, ma poi si è rifatto. Sul punto di battuta vediamo Caruso che sta guardando attentamente la porta. Sono tutti sopra. Restano soltanto Corsini e la Rosa, che però quest'ultimo va sulla sinistra. Adesso sceglie il lato del portiere o il palo difeso dalla barriera. Caruso con il destro non sceglie nulla, lascia male. Minuto 81 di gioco, risultato sempre di 1-1 tra Athletic e Parmonval. Mancano 8 minuti più eventuale recupero, ma ci immaginiamo che possa essere abbastanza lungo. Intanto sbaglia Caronia il tocco del fallo di La Rosa dovrebbe essere. Occhio se gioca. Va Marino sulla battuta, ma c'è anche Caronia. Vediamo chi andrà dei due. Va il primo. Marino cerca la battuta lunga per Doncor, che prova la rovesciata. Poi conclusione di Lopez. La tocca Maietta e Di Martino evita anche il calcio d'angolo. Poi il rinvio sempre del 14. E dunque palla in rimessa dal fondo. Intanto però ci sono due calciatori giù con Lopez e Doncor. Corsino molto sportivo che aiuta infatti il suo avversario con i crampi. Si sono rialzati adesso, fortunatamente tutto ok. Martino, La Rosa, Di Giovanni, sfida Doncor, palla centrale, Caruso vuole il dribbling in mezzo a due, non riesce a passare, la tocca poi a Alaimo, ma incontro Cande, la scivolata in anticipo ancora di Corsino, partita anche di D'Amico, e poi fallo dello stesso D'Amico, vuole battere rapidamente la Parma, ma il direttore di gara indica che bisogna fischiare prima. Mancano 7 minuti, poi recupero per questa sfida tra Athletic Club Palermo e Parmonval, risultato veramente aperto a tutto. Marino tutta lunga, Martino lascia a Cesare Di Martino. Maietta, al momento stesso risultato della gara di andata, in quel caso il gol di Labbate, tentato il tacco per lo scatto da parte di Alaimo, che vuole il pallone per D'Amico, che guarda i compagni. D'Amico allarga sempre per Alaimo, poi Alessi perde presto qualche tempo di gioco. La Rosa può crossare col sinistro, ottima l'idea qua, poi Marino allontana e allontana con la rovesciata di Aprile. Quindi dicevamo stesso risultato della gara di andata, 1-1 con il vantaggio di Labbate, adesso passato al San Giorgio Piana, e poi il pareggio di Martino, ma intanto cambio della rimessa con La Rosa che effettivamente non l'ha battuta benissimo. Poi Caronia sul punto di battuta andrà con la rimessa con le mani, vuole guadagnare qualche secondo in più. Aprile, Di Giovanni nasconde il pallone, buona quella stagione, poi Aprile va a rischiare tanto, poi La Rosa invece commette lui il fallo, ed anche cartellino probabilmente per La Rosa, che dice che ci sta un intervento irregolare in precedenza. Effettivamente Aprile qui ha rischiato tanto perché è andato dritto sull'uomo. Poi dentro Gabriele Tarantino, ma al posto di chi? Rosa, vieni La Rosa! Fuori lo stesso La Rosa, appena ammonito. Dentro Tarantino, probabilmente prenderà il posto sulla fascia a sinistra.
una buona gara comunque per la rosa, tante traversoni molto interessanti, un piede molto pulito, con precisione. Intanto calcio di punizione va sul punto di battuta Marino, che come sempre punterà al centro dell'area di rigore. Vediamo un po' tutti sopra, rimangono dietro soltanto Larizza e Caronia. Marino va sul secondo palo per Doncor, che prova a coordinarsi, allontana invece Martino a cercare la velocità di D'Amico, che può arrivarci, e infatti ci arriva, la controlla, rientra, gancio perfetto, poi cambia tutto per il taglio di Alessi, palla troppo sul portiere, ma che giocata di D'Amico, che ha tenuto questa palla di campo. A lungo Minini, saltano qui Gracci con Candela e calcio di punizione, fallo di Gracci. Non è d'accordo quel mio entrato, maglia numero 13 per lui. Poi si chiedeva una battuta rapida per l'Athletic, che diceva che la Parma l'aveva già battuto, ma non è per il signor Mancuso, che indica nuovamente di ribattere. Va Aprile con Caruso che si mette davanti, è già ammonito e non deve rischiare. Il tempo si riscalda Harrison, chissà che non faccia il suo ingresso nei prossimi minuti. Sempre Aprile sul punto di battuta di Nosa e calcia. Aprile va con la conclusione in porta, direttamente dalle braccia di Di Martino, che non rischia nulla. Poi vede sulla sinistra Tarantino che tocca il suo primo pallone. Rilancio in avanti, brutto però da parte di Tarantino, che voleva la velocità di Alessi, questa volta però non l'ha trovata. Poi preciso. Caronia di testa, poi palla su Doncor che la tiene ancora lì, in mezzo a due, lotta a centrocampo Doncor. Aprile si autolancia da solo, può calciare, rientra, va giù contro Martino, calcio di punizione. Fallo simile in realtà a quello non dato per l'Athletic. Questa volta invece di Tegara decide di fischiare calcio di punizione. Adesso Aprile può veramente riprovarci. Questa è ghiottissima, perché in precedenza era una punizione in due e dunque non era un calcio da fermo, questa volta invece lo è. Con Aprile che potrebbe calciare sul lato del portiere o invece ad aggirare la barriera. Vediamo quale sarà la sua decisione. Ha avuto soltanto 88 di gioco, ma c'è ancora un po' da recuperare, 2 minuti almeno, più chiaramente recuperare. Corsa centrale con il destro, Aprile calcia in porta a girare e questa non era una brutta occasione, palla che termina fuori. Guarda che il rigore c'era, non ti sentire in colpa, che c'era il rigore, ma chi sa cosa ora? Maietta Si sente in colpa se si vede. lascia il pallone lì, poi Maietta prova a rinviare ma sbaglia, adesso pressione da parte della Parma che sta giocando bene, poi conclusione da fuori, tentata da Candela. Gli ultimi minuti è sicuramente un controllo maggiore da parte della Parma, ma dopo un secondo tempo invece praticamente a tinte bianche della Athletic Club. Ma Di Martino poi Tarantino col sinistro, palla molto rischiosa, capisce infatti Cernigliaro, poi Candela, sempre Cernigliaro, Doncor, super corsino ancora una volta a lottare su ogni pallone. Adesso Caruso, prima l'inserimento di Alessi non lo serve, fa tutto solo, lascia lì a D'Amico, con il sinistro va giù, nessun intervento irregolare, poi Tarantino in anticipo, sbagliano due, poi Aprile vuole il taglio di Candela che però è oltre, però c'è stato forse un fallo e cartellino giallo per Gracci, anzi no, per Alaimo. Poi Candela dice qualcosa a Maietta. Adesso c'è qualche scaramuccia all'interno del centrocampo con il signor Mancuso che vuole mettere a buona, dicendo ai giocatori di pensare soltanto al campo e non a litigarsi. Nel frattempo mister Clemente con Caruso gli chiede qualcosa. E adesso Aprile probabilmente da qui cercherà un cross in mezzo,
anche se in realtà non salgono tutti, Fodarelli, Larizza, anche Caronia. Sono 5 minuti di recupero, dunque la gara terminerà al minuto 95. Aprile va in mezzo a cercare le torri, trova invece lo stacco di testa di Martino, sempre molto puntuale, poi la tiene lì in campo Maietta, lunga per lo scatto di Giovanni, palla però che termina fuori. Sono già quasi 30 secondi dall'inizio del recupero. Va sul fondo, Candela contro Maietta, si appoggia sul compagno, poi le finte ottime per rientrare. Palla ancora per Candela, l'anticipo invece pulito, parte della difesa, palla lunga a cercare Caruso ma viene fermato, poi Caronia, salta Alessi, di tacco, poi Aprile se la porta, lotta Tarantino, palla rimane in campo, aiuta, anzi no, chiedo scusa, è Alaimo, non è Tarantino. Poi Tarantino adesso con il contrasto, saltato Alaimo, poi conclusione col sinistro da parte di Aprile, la blocca Di Martino che fa subito ripartire i suoi, davanti però c'è Candela. Gracci, palla centrale, Caruso va incontro molto bene, poi serve D'Amico che si trova il pallone sul tacco, dunque un cambio di posizione perché D'Amico sta giocando adesso come trequartista, invece largo, vediamo Di Giovanni. Poi Corsino prende in pieno il dietro di gara, tanta sfortuna adesso per l'atleta. Tanto dietro di gara fa allontanare tutti, dice Martino, palla allungata per Alaimo che salta di testa, poi ci crede Caruso, però ci crede soprattutto Manini che blocca questo pallone, anzi Minini, non Manini, chiedo scusa. Minini va a lungo, cercare poi di testa Candela, anticipo sempre di Martino, poi Doncor contro Corsino che si mette davanti, che partita di Corsino oggi. Toccò lungo di Maietta, favorisce poi Di Giovanni che vuole rientrare sul destro, poi scarica, intervento irregolare di Cernigliaro, forse c'è anche un cartellino, vediamo. E infatti giallo per il 14, è entrato al posto di Giuseppe Cernigliaro. Minuto 92, 40 secondi, mancano veramente poco, 2 minuti e 20. Poi c'è forse un cambio, vediamo se lascia il terreno di gioco Doncor. Entrerà Harrison forse per Doncor. Perché Harrison è pronto ad entrare, Doncor è ancora giù, crampi per lui, una partita ancora una volta superlativa per il centrocampista. Maia numero 8, ha veramente preso tanti palloni, in realtà meglio nel primo piuttosto che nel secondo tempo, ma complice anche la prestazione dell'Atletic che forse dovrà riguardare il suo primo tempo che non è stato a livello del secondo e soprattutto della classe di questi giocatori. Nel frattempo Aprile giocherà come play, avete sentito anche mister Bellingard. Che Molinini a dire qualcosa, intanto Harrison è pronto ad entrare, lo vediamo qui sotto i nostri schermi. Al posto probabilmente di Doncor, intanto il gioco è fermo ormai da più di un minuto. Attendiamo infatti il cambio con Doncor che uscì dall'altra parte del campo, quindi farà il suo ingresso invece dal centrocampo Harrison. Minuto 94, ma il gioco è fermo ormai da diverso tempo ed Harrison si mette lì davanti, quindi forse per sfruttare la sua velocità nei possibili contropiedi. Andrà in mezzo invece Di Giovanni, Martino alza il braccio, vuole una giocata dentro, Di Giovanni sul secondo palo, Martino la rimette ancora dietro, poi conclusione col mancino da parte di Alessi che non trova la porta, ma si era coordinato molto bene qui. Tanto stiamo entrando al minuto 95 di gioco, ma chiaramente qualcosa da recuperare ancora ci sarà. Minini guadagna dei secondi, altri 2 minuti dunque fino al 97esimo. Martino di testa,
Tanto fa recuperare ancora il direttore di gara, la tocca Caronia, poi Di Giovanni con il braccio si aiuta. Calcio di punizione. Il Follari riceve il pallone direttamente dalla panchina dell'Athletic. Andrà Minini a battere probabilmente lungo, poi invece Marino. Gioco ormai fermo da più di 20 secondi. Palla lunga a cercare le torri di testa, trova invece un ottimo contrasto da parte di Alaimo, poi Corsino, Harrison lo pressa, Corsino ancora una volta sguscia via benissimo, che partita di Nicola Corsino che trova i compagni ma sbaglia perché Lopez è in anticipo. Adesso Harrison, primo pallone toccato, Aprile con la punta, apre dalle parti di Molinini che vuole rientrare molto bene, qui va sul destro, poi trova Harrison che vuole fare una sponda ma non riesce. Martino può ripartire, alza la testa, poi il rilancio a cercare D'Amico, però calcio di punizione, fallo di Caruso, fallo su Marino. Qui tante proteste da parte dell'Athletic, tante proteste. Caruso forse ha aperto un po' troppo le braccia, ostacolando Marino. Dobbiamo chiaramente riguardare questa azione perché l'amico era pronto a battere in porta praticamente contro il solo Minini. A lungo il portiere, poi Martino lotta, non arriva Harrison, non un buon ingresso. Poi Alessi cerca l'anticipo su Caronia e il gioco che viene fermato ed è rosso per Alessi. Cartellino rosso per Alberto Alessi, autore del gol. E questa è una bruttissima notizia perché salterà chiaramente il prossimo turno. Era sì in ritardo ma non sembrava cattivo, Stefan Fitt. E fascia da capitano che infatti cambia ancora, adesso va sul braccio di Corsino. È rimasto giù Caronia intanto. Chiede forse un cambio anche Caronia. Il gioco è ancora fermo, doveva terminare al minuto 97, ma c'è l'ennesima interruzione del match. Aspetta tra gli applausi qui Alberto Alessi, autore del gol, non è molto contento chiaramente della sua espulsione. È rimasta ancora a terra intanto Caronia. Minuto 98, vediamo quanta ancora ci sarà da recuperare. Pensiamo forse almeno un minuto. Per tempo Caronia è molto dolorante, è stata brutta la botta presa dal contrasto con Alessi. Probabilmente un pestone dovrebbe essere stato, lo ricorderemo meglio chiaramente. Rimane comunque in piedi, però molto claudicante. Prende sul pallone, guadagna qualche centimetro in verticale e guarda i compagni in mezzo, palla dentro di Aprile a cercare la torre in mezzo, non trova nessuno, però va bene così, finisce la partita, 1-1 il risultato, non si fanno male Athletic Club Palermo e Parmoval che si dividono la posta in palio con il risultato di 1-1. Una partita veramente bellissima, di categoria, quella realizzata da Athletic Club Palermo e la Parmoval. Una partita meravigliosa, poi tanti cartellini gialli, anche un rosso per Alessi, un calcio di rigore, insomma abbiamo visto veramente di tutto quest'oggi. Ma intanto vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportissimo è tutto, vi ringrazio e alla prossima.